Il Natale delle badanti, le feste lontano dalle proprie famiglie delle persone, soprattutto donne, a cui affidiamo i nostri cari. Si inasprisce il confronto tra Putin e la NATO. Al confine tra la Russia e l'Ucraina continuano pericolosi giochi di guerra. Il censimento in Macedonia del Nord, un atto statistico che determina gli equilibri etnici e politici del paese. Al Festival del Film di Lecce, premio alla carriera al celebre regista ungherese István Szabó, un premio a chi ha avvicinato l'Est e l'Ovest. Il Begli, il dolce del Natale in Ungheria, la bontà che a Natale, Santo Stefano e Capodanno non manca mai sulle tavole ungheresi. Mia mamma è venuta in Italia quando io avevo 20 anni. Io avevo bisogno dei soldi per studiare nell'università. Lei voleva mi dare una mano. E lei è venuta qua. In quel periodo sono rimasta io con mia sorella. Dopo mia sorella pure è decisa di andare in Italia. E sono rimasta solo io nella Bielorussia. Oggi ha 33 anni, Elena Kalmova, una laurea in economia e commercio e l'ambizione di continuare a studiare all'università. Da 2 anni vive a Bari e fa la badante, come la madre, la sorella e alcune cugine che lasciarono il proprio paese 20 anni prima per lavorare con gli anziani in Italia. Elena però non lo ha deciso consapevolmente. Nella sua città aveva trovato un lavoro come contabile, un'occupazione interessante anche se mal retribuita. In Italia arriva nel 2019 per trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia, ma con il lockdown rimane bloccata in Puglia. In Italia c'è gran parte della famiglia, in Bielorussia gli amici e gli studi. Nell'attesa si dà da fare e comincia a lavorare anche lei come badante. Io occupo un nonno di 80 anni che ha purtroppo malattia di Alzheimer, però è persona molto brava, intelligente, perciò sono stata molto fortunata. Anche se io rimango qua per tanto tempo, non è che ho intenzione di lavorare sempre come badante. Sicuramente vado in università per superare 2 anni, per finire magistratura e per trovare lavoro qua. Larissa ha 50 anni, è una delle cugine di Elena. Arriva in Italia nel 2005 lasciando in Bielorussia una figlia piccola che oggi è una giovane donna. Un cuore diviso a metà. Nel frattempo in Italia Larissa lavora e ha un'altra bambina, oggi tredicenne, e insieme vivono in casa dell'anziana di cui Larissa si prende cura a Bari. 24 a vigilia siamo con la nonna, sto con questa famiglia. La nonna Rosa, una maestra di scuola all'epoca, una nonna molto dolce. Mi fate contratto, mi ha dato la stanza per bambina perché devi studiare e fare compiti a scuola, che è molto premurosa. E io parallele faccio certamente vita con la nonna. La mia famiglia è rimasta sì, a Bielorussia, sta mio papà che adesso stava all'ospedale, è uscito dall'ospedale. Spero che tutto andrà bene, con pensiero sto. La mamma, 3 fratelli, nipote, tutti stanno lì. E non li vedrà durante le vacanze di Natale quest'anno? No. Io non mi festeggio Natale con loro da anni. Quando sono venuta in Italia mi ha lasciato in Bielorussia mia figlia che aveva 13 anni. Per migliorare la vita mi ha costretto a lasciare lei là con i miei genitori. Oggi quanti anni ha? Oggi ha 29. Hai sofferto questo distacco? Molto. Truppe schierate nelle pianure russe e ucraine, missili riposizionati e puntati su obiettivi strategici, flotte che salpano a mostrare bandiera nel Mar Nero e in Baltico. Una nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, guerra fredda però che nel Donbass è guerra vera, uno stillicidio quotidiano che dura oramai dal 2014. Una tensione palpabile che nemmeno l'incontro a distanza tra i presidenti Biden e Putin ha stemperato. Rappresentanti militari e diplomatici statunitensi e della NATO continuano a lanciare moniti su una possibile aggressione russa dell'Ucraina. Ma Putin è veramente intenzionato ad invadere l'Ucraina?
Non sappiamo le reali intenzioni del Cremlino e quello che sta succedendo lì. Quello che sappiamo, c'è stato un dispiegamento di truppe, anche se nonostante la crescente tensione l'intelligence americana parla di un'imminente invasione, alcuni elementi ci suggeriscono che questo non è esattamente così. Prima di tutto l'invasione avrebbe dei costi militari e di vite umane che il Cremlino non è disposto probabilmente a correre. In secondo luogo ci sarebbero delle conseguenze dal punto di vista internazionale e anche dal punto di vista interno ci sono dei dubbi che la popolazione possa davvero accettare una guerra con l'Ucraina. C'è comunque tensione e in questo clima di tensione ogni tipo di incidente potrebbe eventualmente causare un'escalation e quindi anche la guerra, cosa che non può essere esclusa a priori. Gli Stati Uniti insistono nell'armare l'Ucraina e vorrebbero portare l'ex Repubblica Sovietica nell'ambito della NATO, appoggiati in questo dai britannici, ma non da francesi e tedeschi. Il Cremlino ha proposto una trattativa in cui chiede il blocco dell'allargamento della NATO e garanzia affinché in Ucraina e in altri stati ex sovietici non vengano installate basi americane. La Russia percepisce ogni tipo di allargamento della NATO come una reale minaccia, ma questo lo sappiamo da anni, e attualmente la Russia è ancora più interessata a evitare ogni tipo di supporto e sostegno militare NATO nei confronti di Kiev, anche perché Zelensky, il presidente ucraino, da almeno un anno a questa parte è diventato un interlocutore poco credibile per Mosca. Quindi in questo clima la Russia ha fatto sapere appena qualche giorno fa che vorrebbe riaprire un dialogo e delle garanzie su congelamento dell'espansione della NATO e anche più in generale un dialogo sulla sicurezza strategica a livello europeo, cosa che appare poco credibile e accettabile da parte degli Stati Uniti. Mosca accusa Kiev di aver interrotto le trattative per una soluzione pacifica della guerra con le repubbliche separatiste del Donbass. Il Cremlino offre all'Ucraina il reintegro del Donbass in cambio del riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, la penisola annessa da Putin nel 2014, un'annessione che l'Occidente non riconosce. Non vi è un dialogo perché è una posizione inaccettabile sia per l'Ucraina e sia per i partner occidentali dell'Ucraina, e questo è in un certo senso il maggior problema, il motivo per cui non vi sono soluzioni all'orizzonte per la questione del Donbass. I capi dei governi dell'Unione Europea intanto hanno ripetuto che qualsiasi aggressione russa all'Ucraina verrebbe sanzionata. Bruxelles ha però anche invitato a continuare le trattative per il Donbass nel cosiddetto formato Normandia, nel quale sono coinvolte le diplomazie ucraina, russa, tedesca e francese. La polizia slovena ha arrestato un giovane che si presentava nei centri vaccinali con una falsa identità e si faceva iniettare il vaccino a nome di altre persone che così ottenevano il Green Pass. Per ogni iniezione si faceva pagare 150 euro. Il giovane arrestato è un tossicodipendente. La polizia attualmente ha denunciato per truffa 5 persone che avrebbero così ottenuto il certificato vaccinale pagando il giovane. Rischiano una condanna a 3 anni di carcere. Le autorità sanitarie slovene dopo lo scandalo hanno reso più stringenti le procedure per l'identificazione dei cittadini nei centri vaccinali. Un paese con il fiato sospeso, la Macedonia del Nord, che attende i risultati del censimento, il terzo dall'indipendenza dalla Jugoslavia nel 1991, il primo da ormai 20 anni a questa parte, come evidenzia Apostol Simovski, direttore dell'Ufficio Statale di Statistica, che incontriamo nella sede centrale a Skopje. Il censimento è stata un'operazione statistica molto importante. In passato purtroppo non siamo riusciti a concluderlo, mi riferisco al 2011-2012, e così negli ultimi 20 anni non abbiamo avuto a disposizione alcun dato statistico sulla quantità di cittadini, sul numero di appartamenti abitati o non abitati. Motivi burocratici e ostacoli politici, ma sui ritardi del censimento molto ha influito la composizione eterogenea della società macedone.
C'è una grossa differenza tra paesi politicamente omogenei e non. Noi siamo una nazione multietnica, multiconfessionale e multiculturale. Abbiamo vari segmenti nella nostra società. La cosa che mi rende felice è che i cittadini abbiano accolto con grande cordialità i nostri addetti, a prescindere dalla loro etnia, e malgrado rancori e provocazioni politiche che un po' tutti abbiamo dovuto subire in passato, quando c'è stata la volontà che il censimento fallisse. Alla fine, invece, grazie ai cittadini, l'intera operazione è riuscita perfettamente. Il timore principale dei partiti che via via si sono succeduti al governo, dal VMRO di Gruevski ai socialdemocratici di Zaev, era che un'esatta fotografia del paese potesse modificare i già precari equilibri tra componenti macedoni e albanesi. La stima di queste ultime, intorno al 20%, aveva in passato alimentato tensioni e recriminazioni. Basta farsi tuttora un giro a Tetovo, seconda città della Macedonia del Nord popolata soprattutto da albanesi, per raccogliere la diffidenza della popolazione sull'attendibilità dei dati. Non credo in questo censimento, perché come in passato anche ora i dati saranno manipolati. Questa è gente che gioca con i numeri. Speriamo, anche se non ho molta fiducia sull'obiettività dei risultati. Siamo sicuramente di più rispetto ai dati ufficiali. Nel clima di scetticismo generale c'è però chi ritiene il paese oggi più credibile rispetto a ieri, anche perché la componente albanese in Parlamento è folta e utile di volta in volta alle varie maggioranze. Questa volta sono fiducioso, sono certo che saranno più obiettivi e corretti dopo le manipolazioni del passato, quando noi albanesi venivamo dati solo al 18%. Ora pensiamo e sappiamo di essere di più. Crediamo nelle istituzioni, vista anche la presenza dei nostri rappresentanti politici. Il 30 settembre è stato l'ultimo giorno utile per raccogliere i dati. Siamo 1.834.000 abitanti. All'estero invece vivono circa 209.000 cittadini macedoni. Per quanto riguarda la composizione della popolazione, non possiamo ora fornire dati ufficiali. Evitare che passino altri 20 anni prima che il paese torni a contarsi. La sfida per il futuro sta proprio nel riuscire a inseguire e catalogare i tanti cittadini macedoni che vanno e vengono dal paese, oltre a tutti coloro che dentro i confini, per motivi fiscali o amministrativi, nascondono residenze e domicili. I dati del censimento saranno divulgati nella prima metà del 2022. Il Festival del Cinema Europeo di Lecce ha celebrato István Szabó, il regista ungherese ha ricevuto l'Ulivo d'Oro alla carriera. A 83 anni e una forma invidiabile, Szabó ha subito parlato di un cinema che avvicina l'est all'ovest. Denken Sie an Vittorio De Sica's fantastische Filme, Voleur de Bicyclette. Penso a Vittorio De Sica con i suoi film Ladri di biciclette e Miracolo a Milano. Penso a Visconti, penso anche a registi francesi, a registi polacchi come Andrzej Wajda, penso a Milos Forman, penso a registi ungheresi, jugoslavi. E tutti questi registi hanno portato avanti la tradizione squisitamente europea di parlare della vita, e non cambia il fatto che il film venga da un paese piuttosto che da un altro. Es ist sehr, sehr wichtig. Al cineasta di Budapest il festival ha dedicato una retrospettiva di 12 film, tra cui Mephisto, vincitore dell'Oscar, e Final Report, ultimo lavoro di Szabó. Ma sarà proprio l'ultimo? Se adesso ho parlato prevalentemente della tradizione cinematografica del film d'autore europeo, sono costretto a concludere con una citazione americana. Never say never again, mai dire mai. Never say never again. La giuria è stata presieduta da Mira Staleva, esperta del settore e direttrice del Festival di Sofia.
La cultura europea è una cultura comune ed è una cultura pertanto condivisibile. Non è difficile comprendere questo tipo di storie. Tuttavia le radici storiche, gli eventi storici di questa parte d'Europa possono naturalmente complicare un po' le cose e quindi rendere più difficile il modo di raccontare le storie. Però credo che il messaggio è: questi sono i vostri vicini, sono i vostri amici, e penso che si possa comprendere meglio il proprio vicino, il proprio amico, quando si ascoltano le sue storie che possono provocare, che possono toccare il cuore e che possono aprire gli orizzonti. Se esiste un solo cinema europeo, le differenze emergono dopo la produzione. There are many talented filmmakers. Ci sono tantissimi cineasti di grande talento che vengono fuori da questi paesi dell'est europeo, e purtroppo quando questi film mettono piede fuori dai loro confini nessuno sostanzialmente li conosce. Questo festival, alla luce di tutto ciò, acquisisce una maggiore importanza perché io ho visto il pubblico, la risposta del pubblico, anche del pubblico giovane, che assiste a dei film che provengono da un'altra parte d'Europa, e questo crea conoscenza. Proprio il pubblico in sala ha scelto un film balcanico, Only Human, del regista di Skopje, Igor Ivanov, prodotto tra Macedonia del Nord, Serbia, Bulgaria, Kosovo e Slovenia. Il lungometraggio, che mette in scena 6 profili in 6 sequenze ben intrecciate, ha ricevuto anche il premio Cineuropa. Tra i film in concorso da segnalare anche When I'm Done Dying, Quando ho finito di morire, della regista turca Nisan Dag, premio speciale della giuria, e Otto de Barbarian, della rumena Ruxandra Ghitescu. L'Ulivo d'Oro è andato al film austriaco Fox in a Hole, del regista di origini iraniane Arman Rijai. È il dolce che non deve mai mancare sulle tavole degli ungheresi a Natale, come il pandoro, il panettone da noi. Il bagel si compra ai mercatini, nei supermercati e nelle pasticcerie. A pochi chilometri da Budapest, nella città di Érd, ce n'è una che lo produce artigianalmente da decenni. Ogni mattina tra novembre e dicembre una squadra di pasticceri esperti e apprendisti si mette al lavoro per unire all'impasto, composto da farina, burro, strutto, tuorlo d'uovo, lievito di zucchero e un po' di latte, un ripieno che di solito è alle noci o ai semi di papavero, al netto delle innovazioni. Supervisiona il lavoro il proprietario della pasticceria Adam Pataki. Noi ci divertiamo a farli anche in altre versioni, per esempio alla castagna o arricchiti con la frutta. Alcuni osano addirittura farli salati. Secondo la ricetta il ripieno deve essere della stessa quantità dell'impasto, altrimenti il dolce risulterebbe troppo stopposo. Altro aspetto importante è lasciare riposare l'impasto e il ripieno, una volta arrotolati, per qualche ora prima di infornarlo per 25 minuti a 190 gradi. Ma qual è la differenza tra un prodotto industriale e uno artigianale, chiediamo? Ci sono tante versioni anche a livello industriale. Dal mio punto di vista il sapore è diverso, l'aspetto è diverso. Il prodotto finito non è paragonabile a quello fatto a mano, impastato a mano, attendendo i tempi giusti. Ovviamente il costo di quello industriale è molto più basso. L'ampliamento della classe media, la crescita economica e dei salari e il rafforzamento del potere d'acquisto hanno cambiato le preferenze da acquisto. Penso che si stia modificando molto il gusto degli ungheresi, anche la loro attenzione alla qualità. Viaggiano di più, apprezzano i prodotti che assaggiano altrove e si aspettano la stessa qualità a casa pur pagando di più. La pandemia ha accelerato la tendenza all'acquisto a distanza. Se prima del 2020 c'erano dei blocchi anche mentali a comprare su un sito, oggi non è più così. Di norma vengono da Budapest ad acquistarlo, ma con la pandemia si è aperta una grande possibilità, quella di vendere online. Spediamo all'estero, anche in Italia, non solo agli ungheresi che vivono da voi, ma anche agli italiani che hanno una buona conoscenza dell'Ungheria e apprezzano il bagel.